Corsa ai saldi rimandata a tempi migliori. Nel primo fine settimana di liquidazioni i veneti rispondono senza entusiasmarsi troppo. Clienti che preferiscono, salvo poche eccezioni, guardare le vetrine e confrontare i prezzi, e commercianti che ostentano ottimismo ma che in realtà sono preoccupati per la situazione economica generale, che potrebbe portare a un calo generale del fatturato legato ai saldi del 10%. Direi che purtroppo prevale più la preoccupazione. L'ottimismo, ahimè, lo vorremmo tanto, ma bisogna che qualcuno incominci a darcene un piccolo spunto per poterlo riguadagnare come fino a 5 anni fa era nel DNA del commerciante. 100 euro a testa la cifra che i veneti potrebbero aver destinato alle liquidazioni, 200 euro a famiglia. I negozi rimasti, dopo che in regione 1800 hanno chiuso i battenti dall'inizio del 2013, hanno dato fondo a tutta la creatività. Notti bianche tra le province di Padova, Vicenza, Venezia, Treviso e 315 milioni di incasso in arrivo, secondo Confesercenti Padova, con Verona la provincia più spendacciona. Non ho la possibilità, sto solo guardando. Infatti dicono che molti hanno pochi soldi da dedicare ai saldi. Però si può sempre guardare, certamente. Io credo che la gente pianga tanto anche il morto, sì, per carità, che sia difficile, d'accordo, ma Treviso reputo che sia una città ricca. Le aspettative come sempre sono tante. Poi già da qualche anno diciamo che per fare un primo consuntivo bisognerà comunque aspettare almeno i primi 15 giorni. I primi 2 giorni sono, come dire, un momento importante, ma non può essere significativo rispetto all'andamento totale del saldo. A Mestre molta gente davanti alle vetrine, ma ancora pochi acquisti. Sono partiti sì alla grande, devo dire. Per il momento noi qua lavoriamo abbastanza bene, grazie, sì. Li aspettavamo da un po' di mesi, dai, e chissà che arrivino numerosi. Io credo che aspetti comunque voglia lo sconto maggiore, quindi sì, sono un po' cauti. L'outlet di Noventa di Piave, gli anni scorsi preso d'assalto con lunghe code d'auto, in questa prima giornata di saldi ha visto un afflusso più diluito di clienti che forse torneranno. Diamo un'occhiata in giro, vediamo quello che troviamo soprattutto per i ragazzi. Già fatto, abbiamo preso circa 2 magliette e un centinaio di euro. Ho visto che la differenza è molto minima, secondo me non conviene. Quanto spenderà con i saldi? Poco, guarda, il costume e basta.